Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina cerchiamo di capire qual è la realtà della mancanza dei farmaci che probabilmente ciascuno di noi, recandosi in farmacia, ha avuto la sensazione ma anche l'evidenza che alcuni farmaci che un tempo erano assolutamente di facilissima reperibilità adesso non ci sono più. Ma per capire se c'è da preoccuparsi o da evitare qualsiasi tipo di allarmismo, qui con noi questa mattina c'è Maurizio Giacomazzi, che è presidente di Farmacie Unite del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Ho sbagliato nel suo nome? No, segretario di Farmacie. Ah, segretario ho sbagliato nella qualifica, ha fatto benissimo, segretario di Farmacie Unite del Veneto. Ancora buongiorno e benvenuto. Grazie. Ci dobbiamo preoccupare? I farmaci indubbiamente mancano. Quali mancano? In che quantità? Ci sono alternative? Vede quante domande, gliele faccio tutte insieme. Allora, devo dire che sì, effettivamente i farmaci sono carenti in questo momento, però non ci deve essere questo allarmismo, perché c'è sempre la possibilità di sostituire questo farmaco. Questo l'ho fatto presente anche a Roma in commissione dell'AIFA, che è la commissione dell'Agenzia del Farmaco. Fatto presente che effettivamente su una lista di una mattina che ho fatto un ordine di 220 voci, 187 mancanti, però che a noi non crea problemi perché abbiamo la possibilità di sostituire, sino che ancora riusciamo a trovare quello che sono i generici. Direi che sì, siamo carenti un po' negli antibiotici, siamo carenti per quanto riguarda i mucolitici, fluidificanti, antinfiammatori ed effettivamente questo lo stiamo notando, però dobbiamo anche analizzare che usciamo da una pandemia, oltre ad uscire da una pandemia usciamo da un'influenza in cui erano già 3 anni che questo non avevamo quasi 6 milioni e mezzo di cittadini che si sono ammalati, non stiamo uscendo ancora dalla guerra e questo è un terzo punto, e un quarto punto sono la Cina e l'India, che sono i nostri fornitori di materie prime per quanto riguarda i farmaci. Purtroppo siamo andati oltre, abbiamo portato una parte delle nostre aziende a fare le produzioni in quei paesi che sono in free down, per cui sono anche loro in situazioni non piacevoli. Ma c'è carenza perché mancano le materie prime, c'è carenza perché comunque alcuni farmaci vengono molto richiesti, vuoi perché durante la pandemia magari alcuni farmaci per paura c'è chi in qualche modo ha fatto la scorta, o c'è carenza e quanto durerà questa carenza? È una questione di produzione o una questione di un meccanismo che si sta involvendo? Allora, calcoliamo che abbiamo avuto 2 anni che eravamo tutti in pandemia, per cui automaticamente eravamo tutti chiusi, tolte le farmacie che H24 per 365 giorni hanno sempre lavorato. Stanno recuperando ora, le aperture ci sono, il problema è che fino a che non usciamo da questa benedetta pandemia non possiamo garantire neanche noi. Stanno arrivando a singhiozzo perché ora che riprendono la produzione e vedere se arrivano queste materie prime dall'India e dalla Cina, questi sono i punti. Ma quindi è stata un po' la chiusura con questi paesi per la pandemia che ha bloccato il traffico delle merci, perché le aziende di produzione dei farmaci anche in pandemia da noi hanno continuato a lavorare, no? Facevano parte, quindi il problema sta lì, cioè il fatto che la Cina si è chiusa, l'India si è blindata e quindi oppure c'è proprio una carenza di materia prima, di elaborazione dei principi attivi? Diciamo che effettivamente l'elaborazione di materia prima vengono proprio da quei paesi certe formulazioni, per cui hanno comportato proprio questa mancanza, diciamo, di farmaci, che ha inciso anche il consumo, che io non lo chiamerei mai incetta perché non è che ho visto. Posso dire che fino ad ora non ho visto incetta di farmaci, poi. Anche perché ci vuole la prescrizione per determinati tipi di farmaci e per altri, diciamo, che sono fascia C di libera vendita, OTC o SOP, automaticamente quelli lì sì c'è stato un consumo. Vediamo per esempio il famoso ibuprofene, che è il Nurofen per bambini, che è carente proprio da un pezzo.
Però c'è sempre la possibilità dei farmacisti preparatori, per cui noi abbiamo la possibilità di preparare anche in via galenica, perché siamo nati con questo, di produrlo galenicamente, per cui abbiamo tutte le possibilità. Per quello dico alla popolazione di non allarmarsi e quindi di fidarsi. Se non c'è il farmaco con quel brand, ci può essere la versione generica? Perché c'è più disponibilità della generica? Perché è stata meno richiesta e quindi c'è più magazzino? Perché è più facile da fare? Perché il generico lo facciamo in Italia? Allora, il genericato, che lo chiamiamo farmaco generico, c'è quando manca la materia prima, manca per tutti, per cui manca sia il brand che il generico. Dopo abbiamo quasi circa 60 ditte di genericati, per cui c'è la possibilità di giostrare con vari nomi e la possibilità di muoversi. Dove effettivamente il generico è una scelta anche governativa, perché per l'elevato costo del brand c'è un risparmio a livello del sistema sanitario nazionale. Quindi il farmaco che ti passa il sistema sanitario nazionale deve essere il generico? No, lui passa tutto, ma c'è una scelta, c'è diciamo, la spinta ad utilizzare che un farmaco uguale, perché alla fine è un farmaco uguale, visto che è scaduto il 30 anni diciamo, di monopolio del brand, del brevetto, automaticamente sono passati il genericato, per cui sono uguali identici, questo lo dico e lo sostengo. Certo che il paziente a volte non si fida e devo dire che deve fidarsi, quello che dice il farmacista, che è un professionista, per cui di farmaco ne mastica da una vita perché è la sua professione, quando le dice c'è il generico guarda che è uguale, e se no è il medico stesso che automaticamente oggi sulle ricette specifica sia il brand che il genericato. Come mai c'è diffidenza verso il generico dato che è uguale? Perché è nata da una campagna storica in cui dicevano che non era uguale. Parlavano di eccipienti diversi, sì, no? Parliamo di eccipienti perché non sono proprio, c'è chi ha copiato veramente la formula completamente, chi ha modificato l'eccipiente. Può essere che l'eccipiente che è un veicolante possa creare qualcuno, però torno a ripetere, sono pochissimi i casi. Per cui... Invece, tornando alla vostra capacità galenica, che è la vostra professione, c'è un ritorno alla farmacia che elabora i prodotti e quali difficoltà ci sono? È più costoso? Quali sono gli elementi che se mancano le materie prime anche voi lì è un problema generale? Allora, ecco, diciamo che se manca la materia prima per il nazionale, manca la materia prima anche per il galenico. Però devo dire che sto vedendo nelle giovani leve che stanno arrivando, si stanno specializzando per quanto riguarda le preparazioni magistrali. Perché vedendo le catene, perché anche qui sono nate queste benedette catene, per cui il farmacista, lo chiama farmacista indipendente, il suo tempo può dedicarlo tranquillamente alle preparazioni. Il problema è uno solo, che c'è una burocrazia tale su queste preparazioni preparate nei laboratori all'interno della farmacia, che sono estemporanee, che a volte uno dice, aspetta, è meglio che non lo faccia perché effettivamente c'è tutta una caratteristica di schede e di controlli che sono infiniti. Praticamente ci vogliono dei requisiti anche un po' parossistici per poter dedicarsi a tempo pieno alla preparazione di farmaci? Direi che per dedicarsi alla preparazione dei farmaci ci vuole tempo. Non è un po' paradossale? Si accusano sempre le multinazionali farmaceutiche, no? Di fare speculazioni, di fare in qualche modo di guadagnare sulle malattie del mondo, e questi colossi non sono in grado di rispondere ad un momento di carenza del prodotto. È un po' come un gigante dai piedi d'argilla? Direi neanche questo dal mio punto di vista. Il problema è che questi colossi, a volte anche loro, si trovano nei momenti critici in cui ci sono degli spostamenti di aziende. Dipendiamo molto dai paesi esteri.
il costo della manodopera, supponiamo dell'Italia, col costo della manodopera dell'India o della Cina, automaticamente comporta di spostare tutta la produzione in quei paesi. Adesso anche il Ministero sta chiedendo di tornare indietro e di avere la produzione a livello europeo. E devo dire che effettivamente bisogna che pensiamo di ritornare a questo sistema. Mi spareranno, però devo dire quello che sento e quello che è la verità. Sì, perché questa delocalizzazione è solo legata al fatto che la manodopera costa meno, però il principio attivo lo si può sintetizzare in laboratorio anche in Europa, non occorre, cioè non è che c'è una materia prima che non so, penso al microchip, ci vuole un certo tipo di minerale di cui sono ricchi alcuni paesi, invece quando si parla di sintesi chimica, poi l'Italia ha una tradizione chimica credo gloriosa, no? Sì, direi che però siamo sempre lì, l'ibuprofene che è il principio attivo possiamo produrlo, però è dopo il confezionamento e tutta la catena che comporta, diciamo, l'aumento del costo. E se stiamo a vedere adesso diciamo un acido acetilsalicilico, per cui quello che può essere una cardioaspirina, un generico costa 1,25 €, per cui non vale la pena prepararlo in farmacia da un punto di vista dei costi? No, potremmo anche prepararlo, sì. Non è per quanto il costo, è che se calcoliamo effettivamente l'iter di quello che viene, perché la catena di montaggio ha dei costi che vengono ridotti. Noi, è una produzione artigianale. Però uno non è che un farmacista preparatore solo per la parte economica, certo. Deve essere preparatista, un farmacista preparatore proprio per diciamo, la necessità della popolazione. Lei dice in questo momento mancano alcuni farmaci, non c'è da allarmarsi perché ci sono le alternative, c'è il generico e alla più disperata ci siamo noi che siamo in grado insomma di fare le medicine, no? Ecco, ma questa situazione secondo lei si sta risolvendo? È solo una questione di tempi lunghi e di dare il tempo alla ripresa? Oppure dobbiamo aspettarci, lei prima mi diceva fuori onda, ci siamo incontrati qualche giorno fa proprio per un servizio e nella scaffali della sua farmacia aveva ancora degli sciroppi per la tosse, oggi mi diceva li ho esauriti, ecco, rimarranno esauriti per quanto? Cioè, qual è la prospettiva in futuro? Ma io da quello che sto notando adesso a giorni, perché sto vedendo le forniture dall'ultima, ecco, le forniture vedo che stanno iniziando ad arrivare, col contagocce, ma certo, stanno arrivando. Dopo c'è anche un problema diciamo, di trasporti, dove effettivamente le organizzazioni dei trasporti cosa fanno? Aspettano di avere un certo numero di ordini per poter arrivare e trasportarli, perché il costo è elevato in questo momento. Però io vedo che stiamo iniziando, stiamo andando fuori da questo tunnel. Mettiamo un attimo da parte questa problematica che stiamo vivendo in questo momento, visto che lei in qualche modo l'ha inquadrata. In qualità di segretario di Farmacie Unite del Veneto volevo un po' la sua opinione, perché la pandemia in qualche modo vi ha tirato in ballo, anche per assegnazione di servizi, che non è più solo la vendita delle medicine, l'occasionale preparazione, ma proprio la farmacia in una visione di medicina di territorio sta diventando un presidio sanitario capace di erogare tanti servizi, penso con i tamponi, penso ai vaccini. Ecco, come vede questo futuro? Che tipo di interlocuzione c'è con la Regione Veneto e cosa siete disposti a fare? Devo dire che diciamo no grazie alla pandemia, però con la pandemia la farmacia ha cambiato. Non è più la farmacia tradizionale dove era solo erogatore di farmaci o di altri articoli. Oggi la farmacia ha iniziato con il Covid, per cui è partita con i tamponi, che prima non era di competenza nostra, c'è stata una grande lotta perché era un atto prevalentemente medico, quello dopo alla fine della fiera siamo arrivati che effettivamente grazie che abbiamo fatto questo lavoro dei tamponi.
Dai tamponi siamo partiti per vaccinazioni Covid, che già 27 nazioni al mondo la farmacia ha sempre optato per l'inoculazione di farmaci. Siamo arrivati anche noi con il vaccino Covid, dove di vaccino Covid ne abbiamo fatti, perché i dati regionali sulla vaccinazione Covid sono abbastanza elevati, direi. Stiamo parlando di l'URSS Uganea, di vaccini anti-SARS-Covid sono 327 eseguiti in farmacia dal 9 gennaio al 15 gennaio 2023. Da questo passaggio del Covid e di queste vaccinazioni siamo passati a vaccinazioni antinfluenzali. Che prima non si facevano? Che prima non si facevano, per cui vedendo che si può inoculare, diciamo, il Covid, siamo passati a vaccinazioni antinfluenzali, siamo passati dalle autoanalisi, siamo passati all'analisi, questo passaggio per cui abbiamo la possibilità di fare prelievo capillare non sanguigno, diciamo, non venoso, e la prospettiva è quella della farmacia dei servizi. Siamo fermi su questo passaggio, stiamo facendo lo screening per il tumore colon-retto, per cui anche lì abbiamo messo a disposizione e stiamo raccogliendo per cui tutto il materiale biologico e lo mandiamo ai laboratori per cui seguiamo questo. È un'evoluzione, abbiamo adesso il controllo per quanto riguarda anche i diabetici, per cui faremo anche le glicemie, per cui stiamo entrando per controllare, perché sono dei screening che direi necessari per la popolazione, perché avendo sotto casa, essendo la farmacia proprio un presidio, automaticamente non c'è coda, non c'è il discorso di prenotazioni, direi che è un buon servizio che stiamo dando. Questo tipo di servizi sono in convenzione con il sistema sanitario oppure c'è anche un servizio da privati? Perché penso ai tamponi, ha risolto per molti perché di fronte a delle code infinite, andando in farmacia, a fronte certo del pagamento, però uno aveva il tampone, una risposta, quindi una fetta magari di popolazione che si può anche permettere di investire qualche euro, in qualche modo trova una... Adesso io non voglio parlare di privatizzazione eccetera eccetera, però indubbiamente quando il sistema non ce la fa ci sono delle alternative, poi avete raggiunto anche degli accordi, no, di convenzione. Allora noi l'abbiamo raggiunto il primo accordo col Ministero, quello del tampone a prezzo fisso, siamo passati da delle cifre sempre a scalare, fino siamo arrivati ai 15 euro, diciamo, nel periodo di 15 euro al tampone, dopo c'era il prezzo per i bambini, per cui c'era la differenza. E diciamo che questo era il prezzo calmierato allo Stato. Per quanto riguarda i vaccini Covid, invece, il vaccino Covid è gratuito per tutti, come vaccinazione antinfluenzale, per chi, diciamo, è arruolabile, che ha il diritto di averlo, che sono le persone oltre i 60 anni e le persone che hanno delle patologie, automaticamente loro non spendono nulla in farmacia. L'unico era il tampone Covid che questo aveva. E le analisi, i servizi che lei diceva anche di screening? Allora, lo screening per colon retto è gratis per la cittadinanza e per quanto riguarda il diabete è gratis per la cittadinanza e l'unico costo, ecco, mentre le analisi, quelle che facciamo, sono dei prezzi che vengono, ma quello in privato non è convenzionato. Quale può essere l'evoluzione successiva della farmacia? Qual è la proposta anche, no? Per esempio lei, torno alla questione dei farmaci, lo accennava prima in sede anche di AIFA, proprio per fornire immediatamente un'alternativa al paziente quando si reca in farmacia, no? Quindi evitare che se il farmacista gli dice c'è il generico oppure invece che questo preparato c'è quest'altro che è simile, ha la stessa efficacia, magari il paziente dice no perché il dottore mi ha ordinato questo, e per risolvere questa situazione di mettere un alert, no, all'interno della ricetta, in modo all'interno del prontuario che hanno i medici, dicendo questo farmaco è di difficile reperibilità, quindi sulla ricetta indica immediatamente anche un eventuale sostituto, in modo che
in farmacia, il farmacista dice guardi o questo o quello. Ecco, che altre iniziative proponete? Allora, l'iniziativa, noi siamo riusciti ad avere l'alert in farmacia dopo che l'avevo proposto 5 anni fa, 6. Per cui nei nostri gestionali, quando eroghiamo il farmaco, vediamo subito e ci dice indisponibile dal al. Vuol dire che da quel periodo noi diciamo guardate che non c'è l'alternativa. Oppure c'è l'alternativa ma deve passare dal medico. Allora, l'altro giorno proprio in commissione AIFA ho fatto presente che sarebbe il caso che effettivamente mettessero questo alert al medico, perché evitiamo che il paziente vada avanti e indietro o abbia il dubbio per cui deve cercare il medico di medicina generale che già sono sovraccarichi del loro lavoro, per cui ho chiesto effettivamente che mettano l'alert anche al medico, perché mettendo l'alert lui vede se io devo prescrivere del Brufen e vedo che è carente fino al 15 di febbraio, ma c'è l'alternativa, metto 2, 3, 4 nominativi per cui il farmacista ha la possibilità di sostituire senza discutere con il paziente, perché se c'è la possibilità do questo, do l'altro, do stato. Il problema esiste quando siamo noi che dobbiamo proporre. Allora si devono, ecco, per quello dico alla cittadinanza e dico ai pazienti di fidarsi, perché in questo momento c'è bisogno di procurare il farmaco nel più breve tempo possibile, per cui quello che trovo riesco a darti. Lei dice invitiamo i pazienti a fidarsi dei farmacisti, però io noto anche che molto spesso il farmacista, come è sempre stata questa figura, no, di riferimento per una comunità, resta la risposta immediata quando non trovi la guardia medica, quando non trovi il medico di medicina generale. Prima di andare al pronto soccorso uno passa in farmacia e qualsiasi tipo di disturbo abbia, insomma, ha un consulto con il farmacista, no? Perché quantomeno poi alla fine i farmaci li ha lui, quelli che ci danno sollievo. Allora il problema è anche questo, lei ha sollevato un grosso problema. A volte noi ci troviamo a dover fare un'anamnesi che non è di nostra competenza, ma veniamo da una tradizione in cui la farmacia è sempre stata diciamo il pronto soccorso del paziente. Si sa già che una farmacia aperta c'è sempre in tutto il territorio nazionale, per cui H24. A volte c'è un problema che viene utilizzata male. Perché? Perché anche di notte, io adesso il 10 monterò di guardia H24 per 7 giorni, perché nell'ULSS, ex-ULSS 15 ne facciamo 7 giorni, lei deve capire che H24 per 7 giorni è una cosa non facile. Per cui le notti, ho sempre detto, utilizzate la farmacia per le urgenze. Non si può utilizzare la farmacia per altre cose che non sono inerenti. Per carità, io ho sempre detto che per uno che non è del mestiere qualsiasi cosa è un'urgenza, perché per lui è un allarmismo. Però oggi come oggi ci sono tutti gli strumenti e tutte le possibilità di capire se è urgente o no. Però noi diciamo, lei ha toccato un tasto giusto, facciamo tanti lavori che a volte non sarebbero di nostra. Però date risposte e questo alle volte è la prima risposta, che siete il front office, no? del sistema di quello che dovrebbe essere, adesso mi tirerò gli strali dei medici di medicina generale, quello che dovrebbe essere o una guardia medica, ma capiamo le difficoltà, capiamo anche la carenza. C'è carenza anche di farmacisti? In questo periodo sì. Anche per voi? Anche per noi. C'è una grande carenza. E come mai questo? Perché... Allora, è successo, allora prima eravamo 17.000 farmacie, oggi hanno aperto un tot numero in più di farmacie, parafarmacie, le grosse distribuzione sta cercando nelle loro parafarmacie, però c'è anche il problema del numero chiuso, che, e qui lo dico e lo sostengo, per me il numero chiuso dovrebbe essere abolito.
Perché? Perché a un certo momento dà la possibilità di accesso a tutti, dopo c'è chi, come tutte le cose, c'è chi si laurea, chi si ferma a metà, ma il numero chiuso, cosa arriviamo? Arriviamo a questo punto, come adesso abbiamo l'importazione manodopera dei medici cubani, dei medici nordafricani, e arriveremo ad avere anche noi un'importazione di farmacisti, perché siamo costretti a cercare farmacisti. Non lo so dove andremo a finire, però in questo momento anche noi siamo carenti. Come deve evolvere? Tra l'altro appunto Farmacie Unite è un sindacato di categoria che nasce da una costola di Federfarma. Perché si distanzia e come si distanzia? Qual è la vocazione di Farmacie Unite? Allora, la Farmacie Unite, io sono arrivato dopo della loro fondazione, perché è nato nel 2015, mi sembra, a Treviso, dove tutta la provincia di Treviso si è staccata da Federfarma nazionale e anche regionale soprattutto. Con il presidente di allora, che oggi è vicepresidente, era anche tesoriere nazionale per anni. Quando io ho sempre creduto alle alternative, per cui un sindacato unico dal mio punto di vista non, ma per qualsiasi cosa è sempre bene che ci sia un confronto, un pluralismo. Per cui dopo, vedendo questo sindacato e anche noi di Padova, il gruppo di persone che ci siamo staccati, il gruppo di farmacie, non ci sentivamo più rappresentati. Io è dal 1992 che milito, diciamo, nei sindacati, e ho trovato, diciamo, che nella casa madre mi sento, diciamo, diverso. Non abbiamo la bacchetta magica, direi che siamo abbastanza collaborativi sia a livello regionale che a livello nazionale, siamo piccoli, stiamo crescendo, sono 7 anni per cui siamo all'incirca 700 farmacie, con la speranza di aumentare. È certo che trovare i colleghi che continuano a dire siete piccoli, però è dal piccolo che si crea, no? Se aspettiamo che siamo grandi, allora anche noi dopo abbiamo dei grossi problemi. Adesso ho degli incontri a Roma perché abbiamo aperto gli uffici di Farmacie Unite a Roma, e il 26 ho un incontro già con la Campania, peraltro un gruppo di farmacie. Per un confronto, insomma. Confronto più che altro. Dopo, se vedono e si rispecchiano, vengano tutti. Prima di proseguire chiederei al collega che è in regia se mi fa sapere se abbiamo esaurito il tempo a disposizione, perché non vendo. Ecco, ci sono, perfetto, Andrea Vernier, solertissimo, abbiamo ancora 1 minuto e 56. Io volevo chiederle, in questo spazio, poco spazio che ci rimane, come vede la farmacia del domani immediato però? Io nel domani immediato vedo 2 farmacie. La farmacia di catena, in cui ci sarà, diciamo, una parte meno, diciamo, professionale rimarrà sempre, però un po' meno professionale, e vedo la farmacia, diciamo, indipendente, che sarà quella farmacia che darà tutti i servizi, perché per sopravvivere, diciamo, perché le catene giustamente devono avere un introito ben diverso, la farmacia privata si dedicherà a quello che può essere tutto lo storico, per cui preparazioni magistrali, tutti i consigli, perché la farmacia, diciamo, tradizionale ha sempre avuto quella del consiglio. E in una visione di medicina territoriale è pensabile in un distretto sanitario avere a fianco la farmacia e l'ambulatorio medico? Allora, con la Casa della Salute, con quello che sta arrivando, diciamo, c'è questo studio. Non è stata ancora presa in considerazione la farmacia, però diciamo che con la nuova ristrutturazione si arriverà, a prescindere che io non sono molto contento, ma non per la farmacia, non sono contento perché nelle aggregazioni la popolazione italiana è molto anziana. Per cui deve passare da una frazione ad un'altra e dover farsi logisticamente. Se fosse un'aggregazione, chiamiamola di sistema, non fisica, perché già con la ricetta digitale, ecco che è avvenuta l'aggregazione tra medico e farmacista. Il medico fa la ricetta, tu la trovi in farmacia. Ecco, un'aggregazione di questo tipo, che non necessariamente sia un'aggregazione fisica, no? Ma un operare del medico di base con la farmacia del territorio, in modo che il paziente
viene in farmacia come se parlasse col medico, va dal medico, è come se fosse in contatto diretto con la farmacia. Questo può esserci? Questo sarebbe l'ideale, perché come siamo riusciti ad avere la ricetta elettronica, dove effettivamente il paziente chiama e trova la ricetta, dopo è libero di andare in qualsiasi farmacia. Siamo riusciti a ottenere anche i farmaci di fascia C, che questo a livello nazionale può andare, diciamo, il paziente si può trovare a Roma e può entra e accede, a differenza della ricetta elettronica veneta. Io ringrazio, adesso sì abbiamo ultimato il tempo a disposizione, quindi non c'è allarmismo, basta solo un po' di pazienza, indubbiamente c'è qualche carenza, ma c'è sempre un'alternativa, non c'è il rischio di rimanere senza farmaci. Io ringrazio Maurizio Giacomazzi, segretario di Farmacie Unite del Veneto. Ringrazio anche voi per averci seguito anche questa mattina. Grazie, arrivederci a domani.